La compassione e l'amore. Premessa. Sappiamo tutti che nella trama intricata della natura ciò che non evolve inevitabilmente perisce. È un imperativo della vita, un dovere assoluto per noi, se vogliamo ergerci al di sopra delle sfide che ci affrontano. Non possiamo permetterci di stagnare, di accettare passivamente il passare del tempo come un inesorabile declino, giacché la vera vecchiaia non è determinata dall'avanzare degli anni, ma dall'arresto della crescita, dalla chiusura alla conoscenza, dall'abbandono del desiderio di scoprire e progredire. Diventiamo vecchi quando ci accontentiamo della sicurezza materiale, a scapito della nostra gioia interiore, quando ci lasciamo intrappolare da preoccupazioni terrene che ci allontanano dalla nostra essenza spirituale, trasformandoci in esseri vuoti, destinati a perire nel baratro dell'insignificanza. La verità fondamentale è che siamo destinati a evolvere, a divenire creatori nel nostro piccolo, seguendo l'esempio divino. Il nostro compito è crescere spiritualmente nella compassione e, in questo processo, realizzare il nostro potenziale creativo, riflettendo l'infinita saggezza di colui che ci ha plasmati. Nel cammino verso la creazione non ci sono restrizioni. Possediamo la certezza che quando creiamo ispirati da colui che è il creatore, non ci sono limiti alla grandezza che possiamo raggiungere. La compassione e l'amore sono condizioni indispensabili. Chi crea è compassionevole. La compassione, che è una virtù divina, porta benedizioni sia a chi la mostra che a chi la riceve, essendo presente nel cuore e nel carattere delle persone vere e riflettendo l'essenza stessa di Dio. Ogni parte di un essere vivente è pronta a sacrificarsi per mantenere l'intera unità integra. Se manca compassione verso se stessi e gli altri, la guarigione diventa un miraggio. Infatti, la compassione non è mero altruismo, ma un balsamo che rinnova e cura chi la profonde. Il guaritore che è ferito si risana. Come l'amore, la compassione è una parte essenziale della nostra natura e del nostro intelletto. Nessun guaritore può operare senza amore universale. È un fatto innegabile, un sentimento pervasivo, un'imperativa categorica. Dobbiamo accogliere la compassione per generare amore, salute e guarigione. Dobbiamo usare con saggezza l'intelligenza che è la custode della pietà e dell'infinita grandezza del divino. Poiché ogni impulso nel nostro cervello risuona nell'universo. Siamo convinti di essere legati indissolubilmente al nostro bisogno di guarigione. È impossibile concepire un universo senza guarigione, poiché la malattia minaccia la nostra libertà, limitandoci e rendendoci prigionieri. Il nostro spirito non può tollerare di essere privato della propria autonomia, essendo consapevole della propria libertà e dell'eredità di compassione e amore divini. Noi custodiamo il nostro Creatore, portando in noi un frammento di Dio compassionevole e un embrione spirituale, desideroso solo di nascere e manifestarsi completamente.